Abbiamo dunque ascoltato i risultati anche sorprendenti della consultazione referendaria. Spazio ora ad una prima analisi del voto con il comitato promotore del referendum e ospite nei nostri studi con Stefano Masini, Rina Bitz, esponente delle ACLI, l'associazione per certi versi capofila del comitato per il sì. Commentiamo dunque questi dati con un esponente del comitato promotore del referendum, Rina Bitz delle ACLI provinciali. Chi ha vinto e chi ha perso? Hanno vinto i cittadini e le loro associazioni che li hanno sostenuti e anche orientati in questa difficile campagna. L'affermazione in positivo che si era fatta era quella di vedere al centro il cittadino ci ha creduto, quindi è un voto di coscienza civile, ancora di fiducia, è una fondamentale scommessa che il cittadino ha fatto, diciamo, contro le degenerazioni della cattiva politica. Ecco, in questo momento i partiti, perlomeno quasi tutti i partiti, stanno cantando vittoria. Secondo lei è giusto questo atteggiamento, questo comportamento per un referendum che forse era contro appunto la partitocrazia? Quando c'è una vittoria tutti ci tengono ad esserci, quando c'è la sconfitta si tende sempre a attribuirla agli altri. Io ritengo che i partiti siano coscienti che non devono strafare, che non devono usurpare il cittadino perché lo imbroglierebbero un'altra volta. Parliamo un attimo dei risultati emersi nel Veneto, prima regione come votanti, addirittura anche a Treviso, seconda città d'Italia. Secondo lei perché? Io ritengo che dove c'è un associazionismo robusto, organizzato, e questo lo ha dimostrato anche attraverso il voto, lo spontaneismo non regge, la gente vuole qualcosa di strutturato e io posso dire che dove le ACLI si sono impegnate a fondo assieme ad altre organizzazioni, ma non posso dimenticare che le ACLI sono il capofila di questo comitato per il referendum, anche a Treviso la sede del comitato è la sede delle ACLI, diciamo che la gente ha creduto all'associazionismo e noi vogliamo non deluderla. Bene, ringraziamo Rina Bitz delle ACLI e apriamo un piccolo spazio di satira politica con il nostro vignettista Michele Cavaliere.